Allora, sto qui non t'avvia stella sapete l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Parti è l'ora di... Xavi Antonio. Allez, Yuga insieme. Salute a tutti, arrivati a vedere con noi, non tagli a stella, felici di ritrovare qua giocare insieme ai Xavi Antoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, a squadra Corsica Turchina, Maris, Marie-Pierre, Larenzo, salute. Salute a te. Vas-y par là. Corsica Turchina, cos'è? Un associo sportivo? È un associo sportivo che sostiene il CECB, o Bastia. Bastia in generale, allora? No, lo sportivo. a squadra di Bastia. D'accordo. Corsica Lo Skebeu, Turchina. l'anziano Skebeu. Je me suis demandé, quando ho visto le magliette, Corsica Turchina, le vostre magliette, qui si acconta a me so pagliaccio. E si vede. Si vede. C'est ça. Si vede. Ouais. Dunque, i bastiaci stasera contro la confraterna di San Teofalo di Corti, e conoscimi a Carlo Giaseppo, Gian Andria, Filippo, salute. E una confraterna maior, È stata fatta nel 1980 con La riunione dei barriere confraterni che esistevano in Anzu, quelle di Santa Croce, quelle di San Martino e quelle di San Gisè. c'è stata l'unione qui. Questa è l'unione, E là siete più di 80. una fusione. Quantunque, Boh, conoscete Uyogo, conoscete i Sapientoni e conoscete a me Sapientoni a me. Patrizia, Catacieca, salute. Buonasera. Salute. Allora, tutto il mondo si conosce, allora giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica e sapete ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Prima domanda. Come si chiama la dinastia che governa a Monaco? Grimaldi. Siete tutti e tre da consenti, Grimaldi, la famiglia Grimaldi, risposta 1. Allora, dice la leggenda che in 1297 si riaiunto un monaco a stalla, si là, e che da tanto si chiama monaco. E dopo l'ha aperto la basticceria in Ah, corte. A leggenda, no? Buon parchi mica. Allora, Vede, leggende. Le Rocher. Come era cognomata l'armata di Napoleone? La Grande Armée. La Grande Armée, risposta 1. Che erano quantunque più di 600.000 soldati prima dell'invasione della Russia in 1892. Terza domanda di Sarafica. In da cucina maroccana, che animale ha arrostito per un mishui? Un montone. Montone. O l'agnello o montone? Risposta 1. O l'agnello. Bene da parola shawa, che vuol dire ariste in arabo. Un'altra domanda. Chi paese di Uniolo è conosciuto per il suo madrale? Isomadrali. Calaguccio. E Calacuccia. L'ultima domanda di Sarafica. Chi donna, candidata alla presidenza della Colombia, fu rapita dai FARC tra il 2002 e il 2008? Betancourt. E il suo nome? Ingrid. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Ingrid Che è là. Pensavo. Nicolas, L'Oréal. Non mica là. Non Micaela. Sta da 6 anni quantunque prigioniera dai FARC. Così dicono. 100 punti, siete in testa. Ecco. Vediamo a varia via.
A variavi a una domanda, tre possibilità di rispondere, vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio tre proposte e ora comincia con la squadra Corsica-Turchina. Prima domanda e proposte di Patrizia. Chi giornalista ha chiamato il suo secondo libro Les Invisibles, une enquête en Corse? Tra Antoine Albertini, Roger Antèche o Jean-Louis Andréani. Roger Antèche. Les Invisibles. Allora, Roger Antèche è il direttore generale di Nice Matin. Corse Matin. Corse Matin. Di Corse Matin. Jean-Louis Andréan non ha mica scritto Les Invisibles, ma Antoine Albertini, che è il giornalista di Vo, ha scritto Les Invisibles, une enquête en Corse. Et Les Invisibles aveva scritto di nous La femme sans tête, qualche anni fa. E penso che questo libro s'appronta un bello successo, ha già un bello successo, ma penso che... Perché c'è un'inchiesta e sanno certe cose, bon, sono tante vele, conta affari terribili e penso che ciò la legge lo per essere giusto appunto a capo di questa realtà non è tanto bella. In che prova sportiva si può vincere una cucchiara di legno tra o Roland Garros in tennis, o torneo di eseinazione in rugby o a Stanley Cup in hockey nanta codro. Noi tocca a voi di rispondere. Pour donner des nations. Torneo di Sei Nazioni. La fameuse cuillère de bois. Ah, sapete E giocare? all'opposé, Le grand chelem. Le grand chelem. Risposta una. A goccia di legno, che per quelli convincono mai in onda. Allora, tocca a noi. Tra il 1978 e il 1997, che pittura c'era a Nantes i biglietti di 100 franchi? Les tournesols dit Van Gogh, La liberté guidant le peuple dit Delacroix, ou La semeuse d'Oscar Rotti. La liberté. La semeuse. Vas-y, allez. Ouais, la semeuse. À l'unanimité, la semeuse. Attenta Edra. All'unanimità La la semeuse. semeuse. La semeuse. Ma Fai du dire Tesodino, un'altra. la liberté guidant le peuple. Voilà. Ouais, la liberté guidant le peuple. La Addio, semeuse di ci non di la ta libertà. ebezze, mica non ta i biglietti. Insomma, che Quel io- biglietto è stato stampato in 78 per la prima Oui, oui. volta, allora No, sì, moi, j'ai dit la c'era liberté, Delacroix d'una banda e su sa famosa pittura dall'altra e dopo in 97 l'hanno rimpiazzato con Cézanne e a Semeuse di Rananta e Bezze. Bon, les Serins, c'est par là que ça se passe. Di chi famosa rivista Sabine Lanfranc, che è mamma di Vincent Cassel, è stata caporedattrice tra Tra Paris Match, Vanity Fair o Elle. Au hasard, elle. perché ha detto ah no, Vanity Fair ça m'étonnerait. Pourquoi? Comme ça. Donc des mots elle, par chimica. Hein? Aio. Aio che è là. Che spostavo. Ah, io che... Non, la vedi, Au hasard. no, per colpa mia non la vedi. Originaria di Vezzani, è stata modello e poi dopo per dagli Stati Uniti ha pigliato sa direzione di rivista. Bon, c'est in testa con 180 punti. Per avanti tutto si passa. Saluteremo stasera in un pubblico una parte della squadra di La Socio. Basta parlare, salute. A ringraziarvi di noi. Allora, se voi volete parlare in corso, è semplice, fate come ele. Basta parlare. A Rombui parla siamo sicuri, guarda bene, a Rombui parla siamo sicuri. Bene là. Bene là, ecco, così. Luante Ramurocchi. E a Rombudi parla, giochiamo a trappola. E a Intrapula, andrei a meglio, ma bon, lo fa anche per. Una di manca vergogna. Allora, e trappole, domande preparate dai nostri candidati. E me la cominciamo con la squadra turchina. Allez, ah. Eh beh,
Vogliamo Sì. cominciare con voi, eh? Allora. Bon, rispondani bene, pigliani 40 punti, veramente che non ho mica bisogno di punti, eh? No. Ça va, per ora sto tranquillo. Un rispondani mica, pigliati 20 punti. Bon, appassionati di U, Sporting. di U Sporting. Dunque, la domanda sarà non ta U, La CA. voilà. C'est ça, oui. Allora, Signor, quale fu regarde. il primo avversario di USB in Coppa d'Europa? Ouais. L'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid, c'était L'Atlético de 72. Madrid, oui. 72. La finale de la Coupe de France. Oui. In 71, oui. Non, ils Non, n'ont pas dit. t'as mais pas c'est- dit. Non, mais c'est- non, ils n'ont pas Premier. dit. C'est Dovete dire le risposte se voi volete, no? L'Atlético de Madrid. l'Atlético de Madrid. Allora, Atletico de Madrid. Pusani tutto, eh? Oh. Ah, siamo appassionati di Sporting. Si vede, eh? Noi di noi siamo appassionati Dunque mi sportivi. dite, mi dite Madrid che conoscete la storia di U Sporting, eh? Dunque no. Ah no, No. BBC allora. Et No? comme BBC, no? Non, moins 20, moins 40, allez, notre réponse, on vous enlève encore 20 points. Ah. Comme ça, nous, on monte un No, peu, là. ascoltate bene la domanda. Quale fu il primo avversario di Ah, di UCB. SB? Ah, voilà. SB. Allora, Dunque Benfica dirà Lisbona. la squadra, vi ringrazio, un po' un regalo, eh? Ouais. Benfica Lisbona. Varski, Dragovoljak. Bon, Dragovoljak. Voilà. Perché è una squadra di Croazia e questa trappola era in 97, un'amica all'Atletico de Madrid in 1972, perché la prima giustra europea era sotto anche la squadra di SECB, lo Sporting Étoile Club. Bella trappola, bravi! Et t'as visto? Ça va, l'Atlético de Madrid. Et nous aussi, on est pour Bastia. Et voilà. Ciutta! Spécialité, là. Allora, che ti preparate voi? Ouais. Bon, Il est fou. mi pare che te ne hai bisogno di punti. Qual è il fondatore di un gruppo folclorico a Manela di Corti? C'est pas Marielle, non? No, Pietro Golfouche. no. Qual è il fondatore di un gruppo folclorico a Manela di Corti? Non, c'est Manella. A Manela. Allora, a Manella c'è un cuso violo che sono ai chitarra che conosciuto un cortinese. E lui era giornalista e studiò e di noi. Di corte. Yeah. Ma on l'était mica? Santo Montero, no? No. 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 Era Giacomo Luciani. No. Giacomo Luciani. Bon, a Dio cercare di aiutarvi. Allora Ti Manela ringrazio. che resta in corti di noi. C'era di noi Bebe Mariani. Gli rendiamo un omaggio che gli è stato enterrato non face poco. Yeah. Un omone di qualità. E Manela creata in corti. Bebe Mariani che Ah, siamo ieri, le enterrato Mariani, che face tanto. cantava a epoche non i vondi di noi, Ouais. che si può sentire oggi, non i vondi di Guiligi. Bilancio. 20 punti sorpresi, quantunque, allez, bravi. Sono in testa un coup di 100 punti. Giochiamo a Usciapacap. Allora, Usciapacap, volete ripiare un po' di punti, eh? 60 punti a un primo indizio. Se trovate un nostro Usciapacap, potete non tu funzo, fate una proposta. Se vi sbagliate, vi cacciamo nulla. Dunque, boh, se avete un'idea, dite. E poi dopo cacciamo 10 punti a ogni indizio. Primo indizio di Patrizia. Sono nato in un regione parigino in un 1910 e non sono mica corso. Ho passato una vita lontano dai combatti, alla grotta, in un moscagno. Ho capito, bella, più tardi, che questa non mi aveva mica da brudegge né di giustizia né di scandali. En 1910, Allora, Marc-Antoine, quoi. On era è nato in un 1910, 1910. in Parigi. Je vais écouter le deuxième indice. De toute façon, on peut le dire. Allez, continuiamo per 50 punti un altro indizio. Negli anni 60, in Parigi, ha combattuto FLN,
Questo era algeriano, ma non l'ha mica lasciato belli ricordi. Ce l'ha di chi, in quanto a repressione, ha avuto un bello maestro cu Pétain. Quand il a travaillé à Paris dans les années 60, il a combattu le FLN algérien, Maurice Papon. qui garde un mauvais souvenir de son passage. Il faut dire qu'en matière de répression, il a été à bonne école avec Pétain. Maurice Papon. Maurice Papon, par chi Papon? Per chi mico. Allora, poi che abbiate risposto così, È stato dice, brevetto voilà. sotto a Pétain. sotto a Pétain, è stato brevetto sotto a Pétain, ha lavorato in Parigi negli anni 60 e dunque ha combattuto FLN Cavolo. e Dio brevetto Maurice Papon, risposta a voi. Maurice Papon ci ricordiamo di Aso Storia. È stato brevetto un Corsica in Maurice Papon per ne pochi mesi. Dunque Maurice Papon chi si sa che era vicino a Pétain e chi ha anche mandato ne pochi giudei la fatibia i treni di libertazione, ma dopo si è fatto elevare da De Gaulle e allora una contraddizione di più. Ha mandato anche l'arme in Israele che partivano da Iaccio e poi dopo è stato ripiato da giustizia e l'hanno giudicato, l'hanno condannato e incarcerato e poi dopo l'hanno capiato in 2002 mi pare o qualcosa così perché chi era malato e poi è morto in 2007. 70 punti, bravi! Sei no! Ma i nostri sapientoni di stasera, avete capito? Sono quelli che rappresentano la confraternita di Sant'Eufalo di Corti, anche 200 e qualche punti. 300. Bravi! Regali! I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di asogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Boh, ci siamo campati stasera, torna stasera di noi. Bella stonda con voi, vi voglio ringraziare, ringrazio dunque due squadre, il pubblico di stasera e a me Sabientone, a me Patrizia. Buonasera! E beh, Se voi volete seguire i Sabientoni.tv, da qui una stundetta, le informazioni chi volta non via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao! buonasera! Vieni là, vieni là, vieni là.